No, I'm not a writer. Amo andare a caccia con questa macchina fotografica, che così crei, condividi e sono cose che restano per sempre. Guarda che c'è un'aquila, la vedi? Sugli alberi a sinistra. Aspetta che provo. Dov'è? Sopra gli... cazzo, devo cambiare lo zoom. Vabbè, adesso metto l'altro. Madonna di Dio, è proprio un'aquila. Allora, non riesco a prenderle. Non riesco a mettere a fuoco, sono sopra il colle, sono 3 le aquile, 2 lì e una che stava svolazzando sotto. No, forse sono solo 2, si sono ricongiunte. No, invece sono 3, eccole lì. Eccola, eccole lì. Questa cosa è bellissima, praticamente in cima al colle c'è attorcigliata all'albero questa bandiera tibetana e queste bandierine tibetane e con questo cuore di legno con scritto a mano per il nonno, non riesco a leggere il nome, forse è Claudio, da Leonardo, cioè bellissimo, veramente molto bello. Di farli incuriosire gli animali, no? Cioè tu devi stare fermo nel tuo, tranquillo, non far casino. E sono loro, certi animali ovviamente, non tutti, agli altri proprio può fregargliene un cazzo di te, sono loro che si avvicinano dopo. Tipo le marmottine qua sono un po' curiose, vedi? Wow, andiamo a camminare anche di qua. C'è chi la fa in bici ma hanno una velocità che fai meno fatica ad andare a piedi. Cane. Guarda che posti ragazzo, guarda che posti. Io adesso sto facendo un'altra vallata ancora che di qua dovrebbe esserci un laghetto, andiamo a vedere il laghetto, veramente bello. E poi vedi, quella è una tana di marmota, questa è un'altra tana di marmota, è strapieno di marmotte. Certo che per carità, Yuri, come ho detto prima, tasi su che così magari ti vedi anche, E dopo andiamo lì in fondo dalle mucche, anche lì sì. L'unica cosa brutta veramente delle Alpi, sai qual è? Oh, che è strapieno di mosche, c'è un peccato che in questa vallata. Sti che silenzio. Senti solo il volare, dai troie, il volare delle mosche. Venni, vidi, puntinai. No, ulteriore ed ennesimo cambio di programma, perché a me d'altronde piace così. Siamo nel sentiero di ieri sera, adesso ho riattraversato la strada, vedi lì in fondo che c'è il laghetto, no? E adesso andiamo su per questi monti di qua, dove ci sono anche le wacche. Ah, in più, aspetta, bisogna passare su, perché ci sono tante marmotte. Vedi, tutte le case delle marmotte, signore marmotte. Direi che è stata un'avventura indimenticabile, senza dubbio, veramente stupendo.
Ci saranno marmotte e marmotte, che vuoi che ti dica? Queste qua non è che si fanno tanto avvicinare. Eccola là, la vedi? Guarda, guarda, guarda. La vedi? Eccola qua. E cazzo fa? Viene qua? Oh! Però non dai. Allora, in questo bar tipico, vediamo cosa offrono qua all'ombra. Vediamo, vediamo. Vediamo cosa offrono. Qua. Acqua. Vabbè, non è che siamo in Veneto. Non è che te tiri fuori la graspa. È acqua! Sì, bellissime le marmotte, ma ce ne sono talmente tante che è inflazionato qua quasi. Guarda le altre ancora, che lanciano l'allarme e fanno ping così e dopo vanno a posizionarsi vicino alla tana, in modo che se ti avvicini loro in mezzo secondo rientrano. Adesso volevo tagliare andando fuori dal percorso per salire fin su dalle vacche, solo che lì la vedo molto ripida, però lì forse no, quindi taglio di qua. Allora, dove siamo, ragazzo? Bello cavolo. Vienici qua, merita. Così ho svelato anche il mistero di ste marmotte, no? Sai che c'è sempre sta roba che quando menzioni il Colle della Maddalena tutti dicono oh, salutami le marmotte, salutami le marmotte. Effettivamente allora ce ne sono talmente tante, quindi sai che se porti i bambini per vedere marmotte è impossibile non vederle, cioè proprio è impossibile, veramente impossibile. No, boh, le avrò viste un centinaio? No, ma non sto scherzando, non sto stracciando, veramente. Siamo quasi arrivati a un centinaio che ne ho viste. Wow, sono nel colle dove prima volavano le aquile. Adesso non ci sono più, però magari dopo le troviamo. Intanto andiamo in direzione Mucche. Che bene che si sta qua. Fantastico. C'è solo il rumore delle pecore che le hanno appena liberate, il pastore che urla ai cani, a destra, a sinistra, e il rumore delle cicale. Che fiori fantastici, ed io ovviamente non ho portato via la batteria di scorta e la reflex, no? D'altronde è uno zingaro un po' così, e va bene dai. C'è una festa di colori e di fiori, ragazzo, mamma mia, stupendo, stupendo. Non ho capito, guarda qua il furbo del pastore aveva messo il recinto che ti taglia il coso. Cioè, non ho capito, tutto tuo, ma roba da matti. Porca miseria, nemmuna. Pieto santo, eh.